giornata e benvenuti ancora a questo viaggio virtuale della mostra di San Pietro di Feletto. Siamo per l'appunto a San Pietro di Feletto e naturalmente siamo sul Belvedere, questo incantevole posto perché al di là di tutto c'è un panorama meraviglioso e quindi si gode di una vista incredibile. Siamo qui per parlare naturalmente del territorio, delle sue forme, dei suoi colori, dei suoi profumi, perché anche quello possiamo sentire. La persona più giusta sei tu, ci racconti qualcosa? Sì, dunque io sono un geologo e sono nato, vissuto e cresciuto a San Pietro di Feletto e quindi è un piacere per me presentare il mio territorio e far capire qualche caratteristica in più che di solito non viene approfondita. Cioè parlerò soprattutto dell'origine e delle forme del nostro territorio. Allora, cominciando un attimo dalle forme, noi abbiamo sostanzialmente un pendio, debolmente inclinato, tagliato da tre valli. Le valli del torrente Cervano, la valle del torrente Verbona e poi per di là la valle del torrente Crevada. Questa, diciamo, conformazione morfologica ha una storia che parte da circa 5-6 milioni di anni fa, quando più o meno in questa zona eravamo quasi in riva al mare. E allora, in quel contesto, diciamo, si sono susseguiti nell'arco dei milioni di anni, si sono susseguiti, come un po' più velocemente, ahimè, sta succedendo adesso, momenti di temperature alte e momenti di temperature basse. Nei momenti di temperature basse, diciamo, tutte le zone, anche questa zona, ma soprattutto le zone appena più a nord, siamo arrivati fino a Gai, fino a Castello Ganzuolo, fino a Scomigo, così, arrivava il ghiacciaio. Nel momento in cui le temperature si alzavano, praticamente le acque di scioglimento dei ghiacciai avevano una impetuosità molto, molto forte, per cui trasportavano del materiale molto grossolano. E allora, dopo quel materiale grossolano si è depositato in riva al mare. Prima appena dentro il mare, poi c'è stato un sollevamento, si è depositato sopra e ha dato origine a quella che è la croda. La croda, la roccia conglomeratica, la puddinga, che è uno degli elementi fondamentali. Però se noi andiamo ad analizzarlo partendo dall'alto e scendendo verso il basso, vediamo che sopra questi materiali, allora la sequenza parte da dei terreni rossastri con dei ciottoli di selce in mezzo, poi troviamo o della marna, dell'argilla, poi troviamo dei banchi di conglomerato, poi troviamo ancora marna e argilla, poi ancora conglomerato, poi ancora marna e argilla. Allora, questa successione trova la sua spiegazione logica praticamente dal fatto che nei momenti di calma, di trasporto delle acque, il materiale di deposizione era un materiale estremamente fine. Mentre invece quando le acque arrivavano impetuose, trasportavano materiali decisamente più grossolani e davano origine a questa croda, praticamente è un calcestruzzo. Poi però sopra troviamo il terreno rossastro, abbiamo detto proprio che diciamo è caratteristico di questa zona, proprio parte da San Pietro e arriva fin giù a San Michele, facendo appunto quel debole pendio, e quello lì è invece si è depositato in questa zona ben più tardi, direi in tempi recentissimi, circa 40.000 anni fa. Ci fermiamo per un attimo perché andiamo a scoprire quello che la mostra di San Pietro di Feletto ci fa scoprire: una bella azienda agricola, una cantina. Siamo in campagna, in aperta campagna, nel vigneto dell'azienda della società agricola Moret Vini. Allora, noi siamo una piccola azienda qua situata a San Pietro di Feletto, che siamo nel cuore del Prosecco Superiore. Siamo un'azienda storica, diciamo, del territorio, perché l'azienda nasce attorno al 1940 circa, da quando siamo riusciti a risalire. Praticamente parte nel periodo dopoguerra da mio nonno e da suo fratello. Ecco, parliamo anche un po' del territorio, no? Ci troviamo nel cuore pulsante, è qui che nasce il prodotto madre, diciamo. Certo. Che cosa troviamo intorno a noi? Beh, allora, che ci circonda, intanto abbiamo proprio la storia del nostro territorio, quindi siamo San Pietro Feletto,
cuore Prosecco Superiore, UNESCO, quindi tutti dicono Prosecco Superiore. Quindi abbiamo alle nostre spalle proprio il prodotto più importante al mondo, che è il Prosecco Superiore, però un altro prodotto che secondo me è da valorizzare è il Colli Conegliano Rosso. Quindi abbiamo la collina a destra che è il Prosecco, la collina a sinistra Colli Conegliano Rosso. Noi cerchiamo di rispettare tutta la tradizione, soprattutto poi andremo a vedere soprattutto i prodotti, e quindi la tradizione anche a livello proprio di semplicità di prodotto, quindi prodotti molto semplici. Noi raccogliamo manualmente, ci teniamo a dirlo, l'uva perché siamo in collina e l'uva deve essere selezionata prima di arrivare in cantina. Certo. Se parti da un'uva di qualità avrai sicuramente un prodotto di qualità. Beh, noi ci trovate in tutti i canali social e anche nel sito internet principale dell'azienda, che è www.moretvini.it, dove trovate praticamente tutti i nostri prodotti, le schede tecniche, ma vi invito soprattutto a venire in azienda perché il sito è freddo, però è un primo approccio per conoscerci e poi vi accogliamo molto volentieri. E come promesso siamo all'interno della sala degustazioni qui alla Società Agricola Moretvini, sempre in compagnia di Marco, e ci sta raggiungendo anche il consigliere dell'associazione Amici dell'Antica Pieve, Gianluca Canzian. Grazie di essere qui con noi. Allora, visto che vogliamo fare le cose diverse, ho scelto un passito. Allora io direi che il profumo è già molto invitante, vero Gianluca? Assolutamente. Quindi a questo punto, prima di assaggiare, alziamo i nostri calici e andiamo con la nostra frase di rito, che è: diamo valore al nostro territorio. Evviva! Questo materiale è un materiale di fluvio glaciale, noi lo chiamiamo, e mi piace fare una citazione perché anche i più grossi studiosi di questo territorio attribuiscono questo tipo di terreno all'alterazione della roccia sottostante. Non è vero, l'ho detto, l'ho scritto, ma perché? Perché a un certo momento ho potuto vedere in diverse situazioni che questo materiale poggia sulla marna, quindi non può essere l'alterazione della roccia. Laddove poggia sulla roccia ci potrebbe essere una qualche spiegazione, ma quando invece poggia sulla marna questa non c'è. E questo tipo di materiale, oltretutto, è anche caratteristico agli effetti, diciamo, noi qua abbiamo una diffusissima, possiamo dire, coltivazione della vite. Questi particolari terreni danno al vino un connotato particolare che è diverso. Io ho sposato mia moglie è di Valdobbiadene. Allora c'è sempre Un po' di rivalità. Tra il vino del Felettano e il vino, diciamo, delle colline di Valdobbiadene. Allora, da sommelier e cercando di essere il più ascetico possibile, il meno campanilista, direi una cosa: il vino di Valdobbiadene delle colline di Valdobbiadene oggettivamente è più profumato, però il vino del Felettano è più sapido. È più salato, è più rotondo, diciamo così, in bocca. Tant'è vero che tanti valdobbiadenesi sono venuti nel Felettano a fare acquisti e poi fanno il cuvée. Mettono insieme le due cose e a un certo momento tirano fuori dei prodotti che hanno conquistato, diciamo così, il mondo. Noi abbiamo parlato di un piano debolmente inclinato. Sì. Uno penserebbe a un qualcosa di estremamente regolare. Se noi giriamo il territorio, così proprio non è. Noi la prima cosa che possiamo vedere, soprattutto nella parte alta, ma un po' tutta diciamo soprattutto nel versante che guarda il Crevada, noi troviamo delle dolci depressioni. Per esempio, dove anche con il progetto dell'architetto Leopoldo Saccone è stato fatto il parco dell'Antica Pieve, una volta si giocava a calcio perché era proprio una buca proprio non me lo dico, lo conosco. Era una conca, no? È ancora una conca, sì. E quella è una dolina, è una forma carsica. Allora soprattutto dicevo, il versante del Crevada, che guarda il Crevada, presenta moltissimi di questi episodi carsici. E se poi noi andiamo a fare un'altra osservazione, vediamo che sulla parte sommitale del territorio non abbiamo circolazione idrica. Torrenti non ce ne sono tutti più in basso, al contatto col materiale marnoso argilloso che c'è sotto. Perché? Perché l'acqua di precipitazione praticamente passando attraverso il terreno ed infiltrandosi si inacidisce e questo acido, questa acqua un po' acida, va a sciogliere praticamente la roccia conglomeratica laddove ci sono delle fratturazioni. Allora,
ci possono essere delle fratture molto grandi che praticamente danno origine poi a delle, a delle depressioni molto marcate, ma poi addolcite dal colluvium, cioè dal terreno trasportato dall'acqua, per cui sono sempre decisamente molto dolci. Ci fermiamo per un attimo perché andiamo a scoprire quello che la mostra di San Pietro di Feletto ci fa scoprire, anche se in modo virtuale. In questa puntata dedicata alla Mostra dei Vini di Collina 2020 siamo alla cantina Alba Rossa e io sto per incontrare adesso il padrone di casa, Luciano. Allora parliamo un attimo, visto che siamo qui a casa tua, della storia di questa cantina. Beh, guarda, noi è la terza generazione, abbiamo iniziato a coltivare i vigneti ancora i nonni, bisnonni nel 1890 e abbiamo sempre lavorato la terra nelle zone di Refrontolo e qua da Solighetto qua. Negli ultimi 10 anni abbiamo investito nel creare una piccola cantina e abbiamo iniziato anche a fare un po' di bottiglie di vino di Conigliano Valdeviadene. Quindi è una storia, possiamo dire una storia che arriva dal passato ma che continua nel presente e si evolve. Sì. Allora vuoi raccontarci qual è il vostro prodotto di punta? Il nostro prodotto di punta è il medesimato Conigliano Valdeviadene Brut, è il nostro prodotto di punta. In questi anni abbiamo vinto anche abbastanza bei premi. Ci sta dando belle soddisfazioni. Molto bene, direi, assolutamente. Un'altra domanda per te, per fare in modo che tutti quanti possano magari raggiungerti in questo periodo post-quarantena dove c'è un po' di confusione. Hai un sito internet o un contatto che vuoi lasciare? albarossavini.it albarossavini.it, sì. Perfetto, grazie mille. Grazie. Io direi che a questo punto ci possiamo spostare all'interno della tua cantina dove faremo il nostro brindisi ufficiale finale. Va bene, perfetto. Siamo arrivati dentro la sala degustazioni qui ad Alba Rossa, a casa di Luciano che ci sta ospitando, ed è arrivato a trovarci anche il consigliere della Proloco di San Pietro di Feletto, Silvano. Buongiorno. Allora a questo punto noi siamo qui tutti insieme, direi di lanciare come di rito il nostro slogan. Siete pronti? Diamo valore al nostro territorio. Qualche volta invece troviamo proprio delle grotte vere e proprie. Lungo quel tratto che vi dicevo, a un certo momento da San Michele a Santa Maria, salendo a San Pietro, noi abbiamo delle grotte che hanno uno sviluppo all'interno che si sviluppa anche per 200-300 metri, 400 metri. In gioventù io ho cercato, cioè c'era un mio vicino di casa che aveva detto che era entrato da una parte ed era uscito dall'altra. E lei ci ha provato subito? E io ci ho provato. Però a un certo momento, passando su dei cunicoli molto stretti e anche pericolosi, con me c'erano anche dei ragazzi un po' più giovani di me, ho detto ragazzi, torniamo indietro, fuori che qua diciamo siamo in una situazione di pericolo. E questo è un altro degli elementi, diciamo così, caratteristici. E poi sotto, ma qui non si vede, ma in diverse parti del nostro territorio noi abbiamo, diciamo, delle scarpate pressoché verticali in roccia. E al piede di questa noi troviamo tutta una serie di blocchi che poi, scivolando sull'argilla che c'è sotto, praticamente vanno a finire fin quasi sul corso dei torrenti. E questo è un altro degli aspetti caratteristici soprattutto della valle del torrente Valbona e la valle del torrente Crevada, un po' meno per quanto riguarda la valle del torrente Cervano. E allora anche questo qui, tutti questi elementi derivano da una situazione di cui si parla spesso ogni volta che magari abbiamo qualche accenno di terremoto. Succede che, diciamo, la spinta della zona africana spacca il conglomerato e a un certo momento praticamente fa crollare tutta una serie di blocchi che sono un altro elemento caratteristico. Chiudo soltanto dando una nota su quelle che sono le valli. Le valli abbiamo delle scarpate abbastanza diciamo così pendenti, dei mezzi falsopiani. Allora questo proprio è il passaggio dai due elementi che prima ti citavo. Le scarpate, diciamo così, pendenti sono in affioramento della roccia, mentre le altre sono materiali, diciamo, sull'argilla e sulla marna e sull'argilla, che quindi con gli effetti meteorologici e gli effetti delle agenti atmosferici praticamente con il tempo assumono queste caratteristiche particolari. Con il geologo Celeste Granziera abbiamo
cercato di approfondire, e ci siamo riusciti perché abbiamo capito qualcosa in più, insomma, di questo territorio, di questa terra. Per chi volesse approfondire, che cosa deve fare, cosa può fare? Intanto andarsi a scoprire quello che diceva, queste scarpate, però con la massima attenzione. Certamente sì, bisogna stare un attimino attenti, però diciamo tutto il territorio felettano è pieno di sentieri, di percorsi che diciamo percorsi con uno spirito di osservazione e con un attimo di riflessione ti fanno scoprire degli elementi estremamente meravigliosi. Bene, io ringrazio il geologo Celeste Granziera per essere stato qui con noi quest'oggi, vi lascio al panorama, vi lascio a questo bel vedere, portaci la moglie e gli fai vedere il panorama, anche se lo conoscerà abbastanza bene. Grazie e buona giornata a tutti. Ci troviamo nel cuore pulsante dell'azienda vitivinicola Baldassar Marino. È proprio qui nella vigna che nasce questo prodotto principe che poi si trasformerà in vino. Accogliamo adesso invece il patron di questa azienda, Marino Baldassar. Eccomi. Buongiorno Marino, buongiorno. ci raggiunge. Mi fermo qua. Parliamo invece della storia, visto che siamo all'interno della mostra dei vini di Collina. La storia è vecchia, il nonno, il bisnonno mi sembra ancora coltivavano la vite. E stavo appunto pensando che mio nonno aveva la zona, era vino bianco dopo è passato al DOC con mio nonno e mio papà negli anni 60. Io ho avuto il piacere di passare alla DOCG e mio figlio farà qualcos'altro, andrà oltre con i vitigni resistenti e quello che ci propone il commercio. Arriviamo invece a parlare del vostro prodotto di punta. Che cos'è che principalmente producete qui? Chiaramente il prosecco sotto tutte le vesti, dallo spumante, frizzante e col fondo che sta andando. Il vecchio metodo, diciamo. Il vecchio metodo, più genuino, chi ama la cosa proprio strong, un po' torbido e quant'altro, è il prodotto che andrà per il futuro, penso. È importante a questo punto dare i vostri riferimenti, i vostri contatti, quindi possiamo dire un sito internet oppure una mail ai quali possiamo scrivere per prenotare e venire a assaggiare il vostro vino? L'email baldassarml@, sì, comunque ci sarà scritto, e dopo tramite anche la Proloco, chiaramente, che stiamo facendo questo, e ci metteremo anche noi a lavorare di più dal punto di vista mediatico, sicuramente in futuro. Io a questo punto, Marino, direi che ci possiamo spostare per un bel brindisi con il vostro prodotto. Certo. Ci ha raggiunti anche il consigliere comunale Fabiana Ceschin del comune di San Pietro di Feletto per il brindisi finale. Allora io direi che a questo punto alziamo i calici al cielo e andiamo con il nostro slogan. Diamo valore al nostro territorio.